Bene, ringraziamo il professor De Plano per averci aiutato a capire meglio il canto a tenore. Lo aspettiamo ovviamente per un altro appuntamento di approfondimento su questa particolare forma di canto e gli auguriamo ovviamente di continuare con altri studi specifici l'analisi di un mondo arcaico ancora vivo e presente nella nostra isola. Grazie ancora per aver partecipato a questo programma e passiamo a presentare gli ospiti della seconda parte, che sono il gruppo Tumbarinos Esisprone di Gavoi. Buonasera e benvenuti alla trasmissione. Qui abbiamo la storia musicale gavoese con Piergavino Sedda, Antonio Marchi e Gino Marchi e i giovani Mauro Manelli e Matteo Lavra, che hanno contribuito non solo a mantenere viva la tradizione del ballo e del suono a Gavoi, ma con studi e ricerche mirate hanno dato lustro ad una tradizione sempre viva e che non ha mai conosciuto momenti di abbandono. Io direi di iniziare subito dal ballo che caratterizza meglio la vostra tradizione. Che cosa ci proponete? Il primo ballo è su ballo tundu, su ballo e Gavoi, che è un ballo che si esegue soprattutto nelle occasioni del carnevale, dei matrimoni, delle feste paesane, e che si balla alternando un uomo e una donna presi sotto braccio in forma circolare. Benissimo, facciamo ascoltare questo ballo tundu.
Sardegna Radio. Bene, questo era Zuballo Tundu, suonato dal gruppo con Piergavino Sedda, con Mauro Manelli, con Matteo Lavra, Antonio Marchi e Gino Marchi. Quali sono le caratteristiche degli strumenti che suonate? Ma innanzitutto l'organetto da un secolo a questa parte, naturalmente è derivato dal tamburo, su pipiolo e su triangolo. Che cos'è su pipiolo? Su pipiolo è un piffero di canna, molto semplice, anche nel suono, però riesce a dare certe tonalità al ballo, una diversità particolare. Su tumbarino è il tamburo di pelle di capra. È una caratteristica particolare del vostro gruppo? Ma sicuramente c'era da prima in tutta la Sardegna, ma è restato solo a Gavoi adesso. Anche a voi in qualche altro paese forse? C'è anche a Sassari per la discesa dei candeli, però è completamente diverso, è un'altra cosa. Anche il suono del piffero, quello è proprio un piffero, non è pipiolo, come anche nella variante campidanese è differente. Certo. E poi c'è su triangolo, che controbilancia il suono cupo del tamburo, certo, come un suono squillante. Un suono molto squillante, certo. A cercare le origini di questi suoni non lo sappiamo. È chiaro. Anche se sono fatti degli studi, magari. Sicuramente molto lontano nel tempo. Certamente. Senti, come viene chiamata così in termine gavoese la vostra formazione? Cioè quando esce un triangolo, un tumbarino, un pipiolo e un organitto, come viene chiamato questo gruppo? Lo suonatore, non c'è un termine specifico. Il gruppo di suonatori, lo suonatore. Certo. Ascolta, prima ho parlato di carnevale, che è la massima espressione a livello di festa a Gavoi ancora oggi. Vogliamo descrivere meglio questa tradizione, Piergavino? Sì, diciamo che ancora oggi è molto praticato, diffuso l'uso di questi strumenti musicali, soprattutto in occasione del carnevale, soprattutto durante il Giovedì Grasso, quando è il clou del carnevale, dove nelle strade del paese possiamo vedere centinaia e centinaia di tamburi che sfilano per le strade con formazioni con tutti, che hanno tutti gli strumenti di Gavoi, quindi abbiamo detto su pipiolo, su tumbarino, su triangolo, l'organetto e anche altri strumenti che utilizziamo che non abbiamo suonato in questa occasione, però come su tumborro, una sorta di serraggia, che sono strumenti un po' caduti in disuso, però abbiamo riutilizzato più volte anche in sala di registrazione. Certo. Il carnevale gavoese, diciamo che è un carnevale molto spontaneo, dove partecipano grandi e bambini, e c'è spazio per tutti, alla spontaneità di tutti, al travestimento di tutti. Ed è una caratteristica che a Gavoi è rimasta in maniera molto, molto evidente e molto marcata, insomma. Sì, ognuno si veste un po' come vuole, utilizzando i vecchi abiti, i vecchi copricapi, i gabbani dei pastori, i vestiti di velluto un po' abbandonati che si trovano negli armadi di casa. Certo. Diciamo che il travestimento è libero, non abbiamo conservato una vera e propria maschera, a volte si utilizzano i rimasugli della pelle che utilizziamo per costruire il tamburo per fare una maschera, però soprattutto i vecchi abiti, i pezzi di tela vecchi si riutilizzano in questa occasione per coprire il volto, e quindi si esce in maschera, si gira per le case dove tutti vengono ospitati, ogni casa è aperta al gruppo delle maschere. Gruppo delle maschere e al gruppo dei suonatori, ovviamente, perché il ballo fa festa. Chiaramente anche nel carnevale di Gavoi, non so fino a quanto coscientemente, naturalmente compaiono i sonagli, le pelli. Certo, che diventa per un carnevale tradizionale. Piergavino diceva che non avevamo conservato proprio una maschera tipica come possono essere i merdules o i mamussones, però ecco, questa sorta di carnevale ancestrale. Beh, io credo che sia una cosa particolarissima che evidenzia rispunta anche nel suono del corno e di queste altre. Quindi tutto quello che è musica viene appunto utilizzato in quel giorno. Forse si tratta proprio di un carnevale soprattutto musicale, dove domina questo ritmo ossessivo del tamburo e questi suoni appunto ancestrali. Poi la voce canta la poesia popolare che ci è trasmessa oralmente, soprattutto nel carnevale. Zumuttu è così si chiama. Si cantano sia i muttos di carnevale, Zumuttu di carnevale, che le quartine da ballo quando suonano appunto i musicisti di Gavoi.
E il Sumuttu invece si esegue in compagnia con 2 o 3 che si sfidano quasi improvvisando, certo. Questa forma metrica particolare dove il verso viene ripreso ed invertito in diversi modi. Muto retrogato, insomma, chiamiamolo così in lingua sarda. Senti, per entrare nel clima del carnevale, ascoltiamo adesso appunto dal vostro gruppo Zuballu e Gavoi Cantau. Supportante, vamos Michele, ponne via sante, diri 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 diri. Giochia del che lo giochia, diri 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 diri. Giochia, ma noi infili, che lo giochia, che lo giochia, diri 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 diri. Regina Rocca cure si e zacca, non si tiende il testo in una canna, ma che nessun pelardo c'è chi tracca, la stessi d'ora ardesa corte e manna, la stessi d'ora ardesa, la stessi d'ora. Sardegna Radio.
Bene, vi ricordo sempre che siete collegati a sardegnaradio.it, che sono in compagnia del gruppo Tumbarinoso e Sisprone di Gavoi. Qui abbiamo praticamente, come detto prima, la storia musicale gavoese. Antonio Marchi rappresenta il gruppo Sisprone, un'associazione nata quasi 30 anni or sono, forse di più, poi ce lo spiegherà lui, e che si occupa di tramandare la tradizione del ballo gavoese ai numerosi giovani della comunità. Antonio, raccontaci la tua esperienza musicale all'interno di questa associazione. Ma come stavamo parlando prima del carnevale, in effetti il carnevale è quello che ci stimolava di più per avvicinarci ai nostri strumenti. Io ricordo ancora quando ero bambino, non è passato un secolo, che ogni quartiere, ogni vicinato del paese aveva la sua orchestrina, chiaramente che suonava il tamburo, che il piffero, che il triangolo, anche altri, o sonaglie, altre, e veniva scortato e non poteva uscire dal quartiere. E poi il martedì grasso si confluiva tutti quanti nella piazza, già Piazza Santo Bainzo, che è la piazza centrale del Cairo, e quella è stata da piccolini la palestra per molti suonatori. E penso sia questo, anche questa tradizione, che abbia tenuto vivo a Gavoi il senso della musica. Pier Gavino lo stava dicendo prima, non è difficile incontrare a Carnevale 6, 7, 800 tamburi, ma sì. Anche 50 suonatori di piffero, di triangolo, certo. e ultimamente anche tantissimi suonatori di organetto. Certo, che è una cosa che... poi per arrivare a suonare del gruppo, vabbè, ci vuole costanza, impegno e affiatamento anche con passione e partecipazione. Certo. Noi non siamo certamente un gruppo di professionisti, lo facciamo. Lo fate veramente per passione e soprattutto per passione. Cos'è che volevo dire? Dunque, la parte musicale del carnevale è una cosa che al visitatore che per la prima volta si avvicina a Gavoi è una cosa impressionante. Io la prima volta che sono venuto da voi a Gavoi mi ha colpito moltissimo. Ricordo che era un inverno, un febbraio freddissimo con nevicata in atto, e mi ricordo questo suono che arrivava da tutte le parti del paese, un suono, sembrava i tamburi di guerra a me ha dato questa impressione, ovviamente, cioè che come la gente di Gavoi vive questa esperienza del carnevale. Ma sicuramente in modo coinvolgente, perché tutti suonano gli strumenti, eseguono la danza e cantano la poesia, come dicevamo prima. È un suono quasi che porta alla trance, che praticamente durante i Giovi di Grasso pare che fuoriesca dai muri di granito del paese, questi riverberi. Sicuramente è un momento, il carnevale, in cui si muore per rivivere con questi suoni e per confrontarsi poi anche con gli altri, sempre con la musica, cercando di coinvolgere anche gli amici che vengono da fuori nel ballo, nella musica, con un continuo prestito di strumenti, di trasmissione degli strumenti, e tutti possono partecipare nell'esecuzione anche di questi balli. Diciamo che forse questa è la parte più coinvolgente anche per chi viene da fuori, mentre per noi è importante sicuramente ricordare la poesia popolare e queste canzoni, appunto, che sono sicuramente molto antiche, che cantavano i poeti di Gavoi, ma non solo, i poeti di tutta la Sardegna. Certo. Canzoni spesso dimenticate, senza autori o di autori incerti, alcuni invece li ricordiamo benissimo, e quindi è l'occasione, appunto, per ricordarli, per farli rivivere anche con le loro canzoni. Certo, questa è una cosa importante. E anche di caratteristico c'è anche questo, che solitamente il carnevale di Barbagia è un carnevale cupo, che ci riporta a riti ancestrali. Certo. Però proprio a Gavoi è stata invece questa parte allegra musicale. Anche se ultimamente qualcuno ha tentato di incalanare in un corteo la musica, quando si arriva a Gavoi si sentono tamburi in tutte le case, infatti, in tutte le vie, in periferia, da tutte le parti. Diciamo che il paese intero vive questa... Il paese intero vive e partecipano sia i bambini piccoli che anche gente anziana. Certamente, cioè tutto il popolo praticamente vive questa esperienza del carnevale. Bene, passiamo al terzo ballo che vogliamo ci suoniate qui in diretta dagli studi di Sardegna Radio a Nuoro, ed è su Urre Urre.
Sardegna Radio. E sono con Gino Marchi, che è un virtuoso dell'organetto, l'abbiamo ascoltato nei 3 balli che hanno appunto eseguito fino ad ora. E a differenza di molti suoi colleghi preferisce suonare solo ed esclusivamente il ballo di Gavoi, forse come segno di appartenenza alla comunità. Chi sono stati i tuoi maestri, Gino? Il primo, che poi non ho avuto neanche occasione che mi imparasse qualcosa, è stato il fratello di mio padre, che è morto, e quando ho iniziato che mi piaceva suonare l'organetto, lui era colpito già da una malattia, da una trombosi, quindi in pratica non mi ha fatto vedere niente, però mi piaceva molto, e sia lui che un altro che si chiama Tiucadone. Allora un Natale è rientrato un mio cugino, sarebbe il figlio di zio Peppino, per Natale mi ha fatto vedere qualcosa a lui, visto che lui suonava bene l'organetto. Certo. E poi ho iniziato così, ho continuato da solo, a orecchio, e poi ascoltando i balli di zio Peppino, di Tiucadone e di altri suonatori che c'erano a Gavoi, di Mastro Solo, certo. E ho preso un poco... Quindi non ti sono mancati gli esempi, insomma, dal punto di vista musicale. Io mi ricordo quando ero piccolino, sto parlando di 35 anni fa, che andavo alle prime sfilate qui al Redentore a Nuoro. Mi ricordo di questo Zuccatone, che era una cosa straordinaria, che attirava non solo le persone appunto che ballavano con i gavoesi, ma tutte le persone che si trovavano in quel momento magari nelle scuole dove ci si cambiava. Quindi è stata un'esperienza molto importante. Io il primo ballo che ho apprezzato dal punto di vista anche musicale è stato il ballo di Gavoi, suonato da Zuccatone. Tornando al carnevale, perché si chiama Sortilla, la Sortilla Stumbarinos? Il termine sortilla è un termine quasi spagnolo, no? Cosa dici, Piergare? Sì, diciamo che questa tradizione del giovedì grasso è abbastanza recente, diciamo, per Gavoi, anche se l'uso del tamburo è attestato già dal 1829, ne parla il Casale, ne parlano scrittori dell'Ottocento. Certo. È uno strumento diffuso sicuramente in molti paesi della Sardegna, però conservato molto bene con una tradizione costruttiva a Gavoi. Surtilla è sicuramente di origine spagnola come termine, però l'abbiamo coniato circa 30 anni fa, quando abbiamo cercato un po' di raggruppare quanti più suonatori possibili, perché prima da pochi esemplari di tamburo siamo passati poi negli ultimi 30 anni a centinaia di tamburi, proprio perché abbiamo trasmesso la tradizione costruttiva ai bambini più giovani, imparando dai grandi, dagli anziani. Certo. È stata una trasmissione molto rapida. Oggi sono in grado tutti di costruirsi il tamburo, ecco, di costruirsi il tamburo, ma con quali strumenti? Cioè, qual è la tecnica per costruirlo e che cosa si usa come materiale? Noi utilizziamo come materiali il legno e il sughero per la cassa, e solitamente utilizziamo delle forme che si utilizzavano una volta per produrre il formaggio pecorino romano, che sono delle forme molto grandi, in legno di faggio solitamente. Certo. E utilizziamo anche il sughero per fare questa cassa di risonanza, che generalmente può variare dai 30 ai 50 cm di diametro, certo, un'altezza di 28, 30, 32 cm. Chiaramente differenza anche il suono del tamburo, no? Ovviamente. Sì, diciamo che tutti i tamburi sono un diverso dall'altro, è come su pippiolo, come questi strumenti, perché sono fatti a mano, non sono prodotti industrialmente, ed ogni strumento ha una sua particolarità, un suo particolare timbro, una sua particolare nota. E diciamo che la pelle più usata attualmente è la pelle di capra o di pecora, mentre una volta anticamente si usava la pelle di cane e la pelle di gatto, che era quella che dava un suono più particolare. La pelle di cane ha un suono molto più cupo, invece la pelle di gatto è più sottile, quindi si usava alternare da un lato la pelle di cane e dall'altro la pelle di gatto. Questa tradizione è stata soppiantata anche perché è più facile reperire la pelle. Oggi non si può più produrre i tamburi con la pelle di cane e di gatto, è vietato dalla legge. È facile trovare la pelle di capra o di pecora, che è una pelle molto funzionale al suono suono del tamburo, no? Abbiamo sentito che produce un suono anche abbastanza importante, insomma. Ascolta, perché ascoltiamo un altro ballo adesso. Ci fate ascoltare Su Dillaro, che mi piace moltissimo come esecuzione. Sì, Su Dillaro.
Sardegna Radio. Bene, questo era Sudillaru, suonato appunto da Gino Marchi, da Antonio Marchi, da Mauro Manelli e da Matteo Lavra. Per Sudillaru volevi dire qualcosa, Antonio? No, Sudillaru è un ballo caratteristico. In Barbagia troviamo 3 esempi. Si balla un uomo e 2 donne. Sudillaru a Gavoi, e poi c'è Olollai, un sindansia che è molto molto simile. Certo. Sempre un uomo e 2 donne. E poi c'è Afone su Balle 3, che il suono cambia molto, è sempre un uomo e 2 donne. E questa caratteristica la troviamo solo in Barbagia, in questi pochi paesi. Un uomo e 2 donne. Il Sudillaru è anche un ballo molto allegro e che coreograficamente è molto diverso dalla serietà del suo ballo tundu e del suo passo torrao. Sì, solitamente il ballo anche più apprezzato quando si va all'estero per suonare in gruppo, è un ballo che ci viene molto richiesto, sicuramente è molto, molto allegro questo, molto ritmato. Insomma, questa era la caratteristica del ballo. Senti, Pier Gavì, per chiudere questa nostra conversazione, che è stata sicuramente, credo, interessante anche per i nostri ascoltatori, parliamo di questo Morto e Carrasecare, che è una figura particolare che mi ha colpito moltissimo la prima volta che sono venuto a Gavoi. Ce la vuoi così descrivere in maniera approssimativa, insomma? Sì, su Morto e Carrasecare in origine era una persona molto povera che veniva invitata così a prestarsi a questa sorta di gioco, veniva portato in giro a dorso d'asino, di cavallo, ed era oggetto di scherno e di canto da parte della compagnia che lo faceva bere, sbronzare, e poi gli facevano offerte di lardo, di formaggi e di salumi. Una persona molto povera che solitamente arrivava da paesi un po' distanti da Gavoi, e che poi andava via dopo il carnevale, però abbastanza contento perché era oggetto di tutti questi regali che servivano per la famiglia. Però effettivamente è una persona molto povera, indigente, che oggi non ci permettiamo più di fare queste cose, abbiamo molto rispetto per la persona, e quindi l'uomo è stato sostituito dal fantoccio, diciamo, quindi oggetto del canto è il fantoccio, al posto del Morto e Carrasecare. Quindi abbiamo ancora conservato la figura di Maria Rosa di Sarrone, queste figure che rappresentano il mare, il despota, e quindi sono oggetto del canto a Muttos. Come Re Giorgio, come tutte, insomma, le figure che vengono poi il martedì grasso bruciate come per bruciare una situazione, diciamo, di abbandono. Praticamente era il capo espiatorio della comunità. Lì si cantavano con su Mute a Raseare, si cantava su Morte a Raseare, proprio. Venivano messi a nudo anche tutte le realtà anche negative della comunità, no? Certamente, cantando lui, poi metaforicamente si cantava l'altro. Si cantava. Metaforicamente, anche un tantino violentemente, si faceva anche morire, proprio per espiare questi mali della comunità. Della comunità, certo. Questa è una cosa che riguarda anche altri paesi della Sardegna, ma comunque a Gavoi questa figura specifica è rimasta fino a poco tempo or sono, insomma, come figura. Per capire il metro di su Mutu e Carrasecare mi viene in mente un mutu che mi aveva cantato Cadone Santo, l'ultimo confratello di Gavoi, e era venuto a trovarmi e mi aveva chiesto figlio di chi ero, cosa facevo, perché non mi conosceva ancora, ero ancora ragazzo. E ricordo che mi aveva detto a su Arraseare libero di affanno, a su Arraseare oganno ti sposare, libero di affanno ti sposare oganno, e io lo so a divo però. Quindi l'augurio non è servito, insomma, servito ancora. Ti ha augurato di sposarti, ma tu assolutamente sei ancora va anzo, come dite voi. Bene, chiudiamo con il gruppo Sisprone e Tumbarinos di Gavoi, grazie a Pier Gavino Sedda, ad Antonio Marchi, a Gino Marchi e ai giovani Mauro Manelli e Matteo Lara. Chiudiamo con un passo torrao e auguriamo che vi torneremo a Zanos e Alligro a questa trasmissione. Grazie. Grazie.
Sardegna Radio vi ha presentato Voces sonos de Sardinna, un programma curato e condotto da Martino Corimbi, tecnico audio Gian Gabriele Oppo, regia di Giampiero Satta.